Come nasce questo spettacolo? Nasce dal centenario di Roberto Murolo, quindi 1912-2012. Allora io ho detto devo fare qualcosa per il maestro. E quindi che cosa ho fatto? Ho chiamato subito il mio amico Paolo Logli, ho detto guarda c'è da fare questo grande festeggiamento, tu mi devi aiutare. E lui devo dire che subito con la sua magica penna ha scritto un testo bellissimo su Napoli, mi ha commosso quando l'ho letto e abbiamo portato in scena appunto Cuttè, che significa con te maestro, perché ho avuto la fortuna di studiare con lui, cantare con lui, mangiare con lui e giocare a carte. E poi vi do una news perché pochi sanno questa cosa. Lui ha scritto una canzone per me che era un po' uno sfottò, perché lui diceva Maria, perché il mio vero nome è Maria in arte Angelica Sepp, tu sei come un zucchero, e mi prendeva in giro dicendo zuccarielle, zuccarie, e su musica di Caro Tenuto scrisse questa bellissima canzone, che io ce l'ho un po' nel cassetto. Murolo è stato importante per tante cose, perché per una patita e pazza innamorata della musica napoletana come me, lui è stato il mio maestro di vita e di musica. Innanzitutto perché mi ha iniziato ad avere, scusa mi sono distratta perché questo tossiva. Fanno stacco qui, guarda. Fanno stacco qui? Vabbè, fa un posto, uno stacco qui, guarda. Te lo rigiro? Va bene. Quindi dicevo, Murolo mi ha insegnato ad essere una cantante nel vero senso della parola. Cantante non è solo urlare, non è solo cantare a squarciagola, non avere solo una grande tecnica, ma cantare significa avere anche una grande anima. E lui l'aveva e ce lo dimostrava ogni giorno. Nel momento in cui prendeva la chitarra e con quella sua voce suadente cantava tipo Tenimmoci così, anima e cuore, con questa voce così bella, pastosa, calda, senza strillare, con gli accordi essenziali della chitarra, era veramente una grande magia. E poi mi ha fatto anche capire che il suo modo di cantare era molto simile agli standard americani. Lui aveva quindi questa nobiltà musicale incredibile, perché si avvicinava col suo modo di cantare e di suonare molto anche alla musica jazz, alla musica americana, quindi la musica napoletana non deve essere solo quella dei vicoli o quella un po' maltrattata o quella un po', ma cerchiamo di sostenere il patrimonio della musica napoletana classica, però come la cantava e la suonava a Murolo, in modo elegante e nobile. Che devo di più? Il regista ci racconta questo spettacolo, un po' come... Lo spettacolo è uno spettacolo di musica, di parole, di suoni, di movimenti e di sapori. Ci sono sapori di tutti i tipi, per dirti andiamo dal notturno di Chopin a Sophisticated Lady, passando per tutti i classici della canzone napoletana, per suoni brasiliani, per suoni etnici. Perché? Perché ho immaginato Napoli come un posto dove arriva una grande corrente, no? Di relitti marini, relitti di tutto il mondo, si vanno a spiaggiare sul porto di Napoli, i napoletani li raccolgono e sono strumenti musicali, sono suoni di tutto il mondo, li mescolano e nasce la musica napoletana. Ecco, ma la femmina me la canta un pezzettino? Ma piccolo piccolo, eh? La vuoi dedicare a qualcuno? A dirmi. Ce l'abbiamo tutti. Si è vista fatta nata, quella che è fatta a me, stomma t'avesse accisa, e io vuoi sapere perché in coppa sta terra, femmina come te, non c'hanno sta panom, onesta come me, femmina, tu sei una mala femmina, chi sto occhi è fatta chiagnere, lacrime infamità, e così via. Benissimo. Io sto a posto. Grazie. Grazie. Grazie a voi, siete troppo gentili. Ci volete bene. Col TG1 ti lascio da sola, io vado a... Grazie. Dove devono andare loro per andare sopra? Da questo lato, non mi posso muovere. Angelica lo sa che dobbiamo prenderne uno per le immagini. Prego, prego. Chiamo?
è mia madre, quindi tranquillo. Ah, grazie, scusaci. Abbiamo fatto adesso l'intervista. Perché ce l'ha in mano, li vengo io. C'ho 2000 riflessi perché... riflessi, infatti. Chi è che lo ancora di più? Oh. Ok. Grazie, gli occhi di Angelica. Grazie. Guardate, non lo so Valentina dove Lo so, però voglio dire, allora, sono seduti. Ah, vabbè. allora andiamo a vedere. I posti sono Vico, Domodossola e Pacchegno. Signora, da qua la platea. Vieni. Mantovano guardate a me. Se va non tiene tempo e in te guerra accompagnavo vento e a notte accompagnava te, ma sì non è fermuta e allora come va a farmi chi può fermare la guerra non può mai fermare chi canta, dice quando tu canta fa sentire parole perché c'è sta sempre una cosa vera e a voce può parlare. Ma sì, non è fermo, e allora come va a farmi? Chi può fermare una guerra non può mai fermare chi canta. Cantava ma non si sentì mai sola e raccontava sempre a terra sola, terra sola, terra sola. Buonasera, ma un applauso un po' più forte, è una festa, festeggiamo i 100 anni dalla nascita di Roberto Murolo e abbiamo accettato l'invito di una nostra amica, Angelica Sepe. Dovete sapere come ho conosciuto Angelica. Nel 1985 mio padre, per levarmi dalla strada, perché frequentava insomma un po' di ambienti di Scugnizi, mi comprò degli strumenti musicali
e quindi si creò un po' un gruppo di musicisti giovanissimi. Angelica, che era molto attenta, decise di venire a fare delle registrazioni con noi e quindi partì questa esperienza musicale e artistica. Poi abbiamo deciso di intraprendere la strada di Roma, e quindi per far capire anche che doveva dire qualcosa di simpatico. Se mi aprite un po' di luce in sala, così vedo un po' qualche amico. Qua non si vede niente. Sua Eccellenza, mi vede? Ecco, noi abbiamo cercato di spiegare che il posto suo era la prima fila, quella teatrale al centro, ma non c'è stata niente da fare, insomma. Gli ultimi saranno i primi, come... Bene, bene, molto evangelico. Allora, io appendo la mia paglietta qui e cosa faccio? Faccio i titoli di testa, come in televisione. Questo spettacolo si chiama Con te ed è un evento a favore della Fondazione Cuore Immacolato di Maria,